Mariana, com'è nato il tuo incontro con False di Piave e con l'Osteria al Canton? Io sono stata dipendente di questo stesso bar con la gestione di prima e quindi in quel momento ho conosciuto la gente di Falsè e quindi anche il bar. Quando ho sentito che il bar aveva chiuso, che avevano cambiato titolare, mi sono messa in contatto con il nuovo titolare dei muri e le ho chiesto se poteva prendere la gestione io con la mia figlia. È una responsabilità grande anche e mi sento, come ti dico, molto onorata di essere io con la mia figlia, di essere adesso qua dentro in questo locale che è storico e per quello abbiamo deciso di tenere anche il nome di Osteria al Canton. Ciò che mi ha colpito di più è la gente stessa che abita qua a Falsè di Piave. Mi hanno sorpreso la sua amabilità, la sua gentilezza. Ad esempio che arriva il nonno in bicicletta, entra il bar e mi dica che lasciava pago il caffè per le donne della farmacia o anche per il signor della posta e quindi questo senso di casa, di tanta unità che ha il paese mi piace molto. Perché per me è molto importante perché non sono dell'Italia, sono nata in Argentina e quindi per me adesso Falsè è come il mio posto dove mi hanno adottato basicamente e quindi vorrei fare sentire alla gente qua in questa osteria il posto che sono a casa, fuori di casa. È bellissimo questo bar, è un onore lavorare qua, un onore, cioè non sappiamo come descriverlo perché veramente non abbiamo parole e speriamo che vi piacciamo anche noi e niente, vi aspettiamo tutti quanti. Le aspettative sono che vengano tante persone e che a tutte quelle persone piaccia, che si sentano al loro agio. Quindi parola chiave è casa. Casa, esatto, dovete sentirvi a casa, speriamo che vi sentiate a casa. Un locale, un'attività commerciale sicuramente importante per la frazione di Falsè di Piave, ma per l'intero comune di Sernaglia della Battaglia. Era un punto di riferimento, è tornato un punto di riferimento per Falsè, per tutto il territorio. Devo ringraziare davvero di cuore chi ha creduto nella possibilità e nell'opportunità di riaprire questo locale storico. Auguro davvero di cuore ai titolari e alla gestione di poter davvero fare di questo luogo un punto di ritrovo, un punto di comunità e un punto di aggregazione importante per il paese.